Signor rappresentante del Governo, questa è la terza volta che chiediamo al Governo di rispettare le leggi e le sentenze fatte in nome del popolo italiano. Il 17 maggio 2012, con sentenza dichiarata immediatamente esecutiva, il TAR ha annullato le elezioni regionali del Molise. Nonostante che fosse esecutiva, voi avete detto dobbiamo aspettare l'appello. L'appello c'è stato il 29 ottobre 2012 e il Consiglio di Stato ha confermato che le elezioni erano illegittime. La seconda volta che vi abbiamo chiesto per quale ragione non rispettavate quella sentenza e quelle leggi, ci avete detto i giorni delle votazioni saranno stabiliti dal Consiglio dei Ministri e occorrerà coinvolgere anche il Presidente della Regione Lazio, ma anche avete aggiunto che effettivamente il giorno delle elezioni per la Regione Molise è una eventualità da porre in essere effettivamente, perché c'è una sentenza e c'è una legge che va rispettata. La domanda è: avete deciso di rispettarla quando convocate, quando fate in modo che nella regione Molise i cittadini possano tornare a votare e scegliere democraticamente chi deve governare quella regione? Grazie. È un anno che aspettiamo. Grazie onorevole Di Pietro. Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Pierogiarda, ha facoltà di rispondere. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'interrogazione dell'onorevole Di Pietro chiede di conoscere quale sia l'orientamento del Governo in merito allo svolgimento delle consultazioni regionali nel Molise. La questione, come ha ricordato lo stesso interrogante onorevole, consegue alla necessità di dare esecuzione alla sentenza con la quale il Consiglio di Stato, nel confermare la decisione di primo grado, ha annullato le ultime votazioni regionali. In effetti questa pronuncia rende assai peculiare la situazione del Molise rispetto a quella delle altre regioni, pure chiamate al rinnovo degli organi elettivi, soprattutto sotto il profilo della legittimità della prorogatio degli organi regionali. Il Governo quindi è ben consapevole della necessità di restituire quanto prima la parola agli elettori entro un termine tecnicamente compatibile con gli adempimenti di natura procedimentale che sono previsti dalle norme vigenti. In mancanza di specifiche norme regionali, il decreto di indizione delle elezioni dovrà essere adottato dal prefetto non oltre il 50° giorno antecedente la data fissata per la votazione. Queste considerazioni porterebbero ad individuare nel prossimo 27 gennaio la prima data utile per lo svolgimento delle consultazioni. Tuttavia, tenuto conto che taluni adempimenti elettorali verrebbero a coincidere con giornate festive o prefestive, è bene valutare anche altre soluzioni che comporterebbero o potrebbero comportare un lieve differimento della data di votazione, sempre alla luce del principio prioritario dell'urgenza di risolvere la questione. Sono queste dunque le coordinate all'interno delle quali il Governo si muoverà per decidere al più presto la data delle consultazioni. Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare l'onorevole Di Pietro. Signori del Governo, questo è il governo dei professori, il governo cioè di coloro che ci capiscono qualcosa. È quasi un anno che stiamo aspettando che il governo ci dica quando deve indire queste elezioni. Questa idea, cioè che dovete riflettere quando farle perché non riuscite a fare i calcoli, è una presa in giro. L'ultima volta che noi ve l'abbiamo chiesto, all'inizio di novembre, ci avete risposto testualmente, glielo leggo signor rappresentante del Governo, ci avete risposto testualmente: Italia dei Valori, avete ragione, siccome però si sta facendo anche l'elezione per la Regione Lazio,
quando si faranno le elezioni per la Regione Lazio faremo anche questo. Per l'elezione Lazio avete indetto con un provvedimento governativo il giorno. Per quelle del Molise perché non l'avete indetto? Questo non si tratta di fare calcoli, si tratta di non sapere che pesci prendere perché qualcuno fuori dal governo vi sta governando. Voi non siete un governo tecnico, siete un governo asservito alle lobby dei partiti politici che, siccome non si riescono a mettere d'accordo fra di loro su come fare la legge elettorale, su chi deve fare il candidato presidente, su chi deve vincere a tutti i costi e con il trucco, come è stato fatto le scorse volte nella regione Molise, voi state prendendo tempo affinché si trovi una soluzione non per ridare ai cittadini il diritto di andare a votare, ma per sistemare quella casta che non vuole andare a casa. Allora io le ricordo che nel frattempo, da un anno a questa parte, il governatore del Molise e la giunta molisana stanno prendendo provvedimenti per cui sta agendo la Procura della Repubblica per usurpazione di potere. Stanno prendendo, sì, non lo sa, lei glielo dico io, se lo ricordi. Stanno facendo dei provvedimenti che non possono fare, vietati dalla legge, e voi state qua non a guardare, a fare i complici. La prego, signor rappresentante del governo, lo dico al governo Monti, è un anno che c'è una regione non governata da chi legittimamente deve essere eletto dal popolo.